Una buona serata, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match per questa puntata che apriremo occupandoci della figura di Papa Pio XI, Papa Ratzinger, una figura, come dicevi nell'anteprima, un Papa un po', come dire, un po' oscurato forse. È un periodo molto difficile della storia d'Italia, perché siamo a cavallo tra alla fine della Prima Guerra Mondiale e la nascita del fascismo e le conseguenze poi successive. E quindi è un Papa che si è dimostrato un gran manovratore, la capacità, ma soprattutto una cosa rara nei papi è quella di saper gestire la propria politica indipendentemente dalla politica dei confinanti. Quindi in questo caso avevamo le figure la presenza della Francia, la presenza della Germania, la presenza dell'Italia, eccetera, e lui riesce a fare una politica propria, anche spesso contraddittoria, ma di questo naturalmente parliamo con i nostri ospiti che ci aiuteranno ad approfondire questa figura. Certo, li presento per i telespettatori che sono a casa. Allora, abbiamo con noi il professor Damiano Fusaro. Buonasera professore. Buonasera. È uno storico, un docente di storia. Abbiamo in collegamento il professor Gianni Del Panta. Buonasera professor Del Panta. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi, docente di Scienze Sociali e Politiche alla Scuola Normale di Firenze. Grazie per essere con noi e saluto anche il professor Marco Chinaglia. Buonasera professor Chinaglia, grazie anche a lei, docente di storia, filosofia, uno studioso e un ricercatore di storia. Ecco, prima di iniziare la nostra conversazione, cercare di scoprire Papa Pio XI, volevamo aggiornare voi e i telespettatori a casa di quella che è la situazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano che ricordiamo ogni settimana, arrestato nel 2020, nel febbraio del 2020, uno studente di 29 anni che seguiva un master europeo all'Università di Bologna, ecco, si trova in carcere e fino ad oggi è rimasto sempre in detenzione ma senza processo in Egitto, con una detenzione che è stata rinnovata di 45 giorni in 45 giorni. Bene, proprio pochi giorni fa è stata rinnovata la carcerazione preventiva per Patrick Zaki per altri 45 giorni e quindi ci uniamo alle voci che chiedono per lui giustizia e libertà e ricordiamo anche la condizione invece della Birmania e della ex leader Aung San Suu Kyi, leader birmana. Ricordiamo anche lei è stata arrestata a febbraio dopo un colpo di Stato dell'esercito, si trova agli arresti domiciliari ma è stata estromessa da qualsiasi carica governativa e per la prima volta dal colpo di Stato 10 giorni fa è comparsa in tribunale. Ecco, l'esercito e i militari hanno deciso che il suo partito, il partito che la appoggia, la Lega Nazionale per la Democrazia, verrà sciolto per via giudiziaria. È un partito che viene accusato di brogli alle elezioni dello scorso novembre. Secondo i militari il colpo di Stato serviva proprio per come dire, rimettere in linea un sistema che era viziato da questi brogli elettorali e ha promesso elezioni il prossimo anno. Ecco, noi prestiamo invece la voce ad Aung San Suu Kyi e al popolo birmano perché sia liberata lei e tutti gli arrestati. Ricordiamo peraltro che dal giorno del golpe sono 5.600 le persone che sono state arrestate, 845 sono state uccise dalla giunta militare. Ecco, vi terremo aggiornati sull'evoluzione della situazione anche per Aung San Suu Kyi. E allora iniziamo a parlare di Papa Pio XI, Papa Achille Ratti, un Papa
che ha dovuto fare i conti col fascismo, col nazismo, si è trovato a dover gestire una situazione sicuramente non semplice e che poi non condannerà effettivamente in maniera concreta o comunque con delle azioni precise nazismo e fascismo, però poi nel momento, verso la fine del suo pontificato invece arriverà alla stesura di una enciclica che avrebbe condannato il razzismo comunque in senso generale, ma questa enciclica non verrà mai pubblicata. Anche questo papato, Armando, è un papato che ha parecchi misteri. Ma i papati hanno misteri, ce ne sono tantissimi, diciamo pochi gestione di periodi così complessi come è stata la rivoluzione in Europa alla caduta dei grandi imperi e dei regni, ha suscitato una così forte necessità di essere presenti a livello religioso. Ma diciamo che la cosa nasce, il problema nasce con la presa di Porta Pia, quando i bersaglieri entrano a Roma e conquistano Roma e quindi tolgono il papato allora Pio IX. Pio IX che aveva fatto il Concilio Vaticano I, e questo Concilio Vaticano I dava la infallibilità del Papa, non solo per le cose religiose, ma anche per la scienza. Cioè, se il Papa diceva una cosa in merito alla scienza, sicuramente era vera, mentre non sarebbe stata vera se l'avesse detto un'altra persona. Allora, questa è la partenza e direi che noi abbiamo un breve filmato dove raccontiamo la figura di Pio XI. È un personaggio appunto complesso, un personaggio di un livello culturale molto elevato, un personaggio che aveva a cuore la ricostituzione dello Stato Pontificio, e anche di questo parleremo dopo. Partiamo col primo contributo. Certo, allora il contributo numero 3, la storia. Nato il 31 maggio 1857 ad Esio, Achille Ratti sarà Papa Pio XI dal 1922 al 1939. Studia a Monza, a Milano e nel seminario di Roma, dove viene ordinato sacerdote nel 1879. Laureato in teologia, diritto e filosofia, nel 1914 viene nominato prefetto della Biblioteca Ambrosiana. 4 anni dopo riceve da Benedetto XV la nomina a visitatore apostolico della Polonia e della Lituania per assistere la ricostruzione della Chiesa polacca. È nunzio apostolico e arcivescovo di Lepanto e commissario pontificio nei plebisciti dell'Alta Slesia e nella Prussia orientale. Il Papa lo nomina arcivescovo di Milano nel 1921 e poi cardinale nel giugno dello stesso anno. Nel gennaio del 22 muore Benedetto XV e il cardinale Ratti partecipa al conclave che il 6 febbraio lo eleggerà Papa col nome di Pio XI. Inizia il pontificato della loggia esterna di San Pietro, che era chiusa dal 1870, anno di spoliazione dello Stato Pontificio. Sarà il segnale della volontà di fare un concordato con lo Stato, come avverrà nel 1929 con i patti lateranensi, fascista, ma anche dall'incalzante bolscevismo. Temendo di perdere la fedeltà di molti cattolici tedeschi e di creare dei rischi per i fedeli in Germania, tra il 1922 e il 1933 aveva intensificato gli sforzi per tutelare i diritti della Chiesa nei confronti degli Stati. Aveva siglato concordati con la Lettonia, la Polonia, la Lituania, la Cecoslovacchia e il Portogallo nel 28, la Romania nel 32 e con la Germania nel 1933. Vede benevolmente l'intervento di Mussolini nella guerra di Spagna. Solo negli ultimi anni del pontificato assumerà una posizione più critica nei confronti dei regimi nazista e fascista, ma non metterà in atto nessuna azione concreta. Netta invece è l'opposizione contro la Russia sovietica e il comunismo ateo e contro Messico e Spagna, apertamente antireligiose. Il 14 marzo del 1937 pubblica l'enciclica in lingua tedesca Con ansia viva, nella quale denuncia l'incompatibilità
l'unità tra i presupposti razzisti e Parge, un gesuita, con altri 2 sacerdoti, la preparazione di un'enciclica sulla parità del genere umano, partendo dal razzismo americano. La stesura si svolge a Parigi, la bozza viene consegnata al generale dei gesuiti che deve recapitarla subito a Pio XI, ma il Papa arriva soltanto oltre 4 mesi dopo. Poco dopo vengono stampate 1000 copie che scompariranno in coincidenza della sua morte, che avviene dopo l'ultima visita del professor Petacci, suo medico curante. Mitismo Humani Generis Unitas, scritta da Lafarge contro il razzismo in genere, americano compreso. Il testo sarà fatto pubblicare in parte 20 anni dopo da Giovanni XXIII in occasione del Concilio Vaticano II, nel punto in cui Mussolini e Hitler venivano paragonati a Nerone. Era un segno di distacco dalle responsabilità razziste manifestate nel secondo conflitto mondiale. Nel 1972 il cardinale Eugene Tisserand, riguardo alla morte di Pio XI, avrebbe affermato in un suo memoriale: lo hanno eliminato, lo hanno assassinato. Dell'enciclica in molti nelle tipografie vaticane. Il suo successore, Pio XII, però non ritenne di raccogliere il testimone morale del suo predecessore. Purtroppo il tempo e la scarsa memoria mitigano le tragedie e le rendono plausibili. Ecco, diciamo questo è il percorso della vita di Pio XI, questo personaggio che si confronta con le più grandi dittature del mondo. Allora, partiamo da Giovanni del Panta. Vuole darci una visione propria, molto succinta, su Pio XI e qual è stata, diciamo, la sua intuizione nella gestione dello Stato Vaticano. Sì, grazie. In apertura in realtà volevo ringraziarvi per la vostra attenzione che mostrate sempre verso, in questo caso, i fatti birmani, ma anche e soprattutto per quello che succede in Egitto. Io ho vissuto nel paese nel 2015, quando stavo portando avanti la mia ricerca sul processo rivoluzionario e controrivoluzionario nel paese, e quindi rimango particolarmente affezionato a quello che succede in Egitto, e vi ringrazio quindi per l'attenzione che mantenete alta sul caso di Patrick Zaki. Per quanto riguarda invece la figura di Pio XI, io direi che ci sono 3 aspetti che probabilmente sono importanti. Il primo, come parzialmente veniva ricordato nel filmato, la straordinaria cultura di questo Papa, oltre al percorso educativo che è stato ricordato. Possiamo menzionare l'attenzione verso altre discipline come la matematica, l'attenzione verso la comunicazione di massa, insomma una persona certamente eterodossa e interessante da questo punto di vista. Il secondo elemento è il fatto che, in maniera forse un po' sorprendente, ma è stato un grandissimo alpinista, ha scalato quasi tutte le vette italiane più importanti, spesso aprendo nuove vie, questo ovviamente prima di diventare Papa. E invece l'elemento caratterizzante della sua azione come Papa è stato certamente un fervente anticomunismo, e all'interno di questo fervente anticomunismo, dal mio punto di vista, va compreso il rapporto sia con il regime fascista che con il regime nazionalsocialista. Un rapporto che è stato un rapporto di alti e bassi, contrastante, che ha visto in questi regimi un importante elemento di barriera rispetto alla crescita delle idee socialcomuniste, ma che spesso si è posto anche in maniera critica verso questi regimi, soprattutto quando c'è stato il passaggio a un aperto razzismo, come il filmato ricordato. Marco Chinaglia, questo Papa non era un Papa solitario, come sarà invece il suo successore Pio XII. È un Papa che raccoglie attorno a sé diversi personaggi che diventeranno poi quello che sarà il futuro del Vaticano. Ci vuole descrivere almeno 2, cioè Pacelli e il secondo, prego. Allora, intanto va sottolineato un aspetto fondamentale che giustamente citiamo per continuità e anche opposizione su certe cose, la figura di Pacelli, però la figura di Ratti va capita anche alla luce di Papa Benedetto XV,
che è colui, l'abbiamo sentito anche dal filmato, che gli fa iniziare non solo una carriera in ambito culturale, come giustamente veniva sottolineato dal collega, ma anche in ambito diplomatico. Avete sentito citare nel filmato dei territori cruciali in quella geografia sconvolta dalla fine della Prima Guerra Mondiale. E a proposito di collaboratori, non può non venire in mente che nel 1917, quindi nell'anno sicuramente più drammatico della guerra per molti versi, le rivoluzioni in Russia, Caporetto per noi, c'è la redazione del primo codice di diritto canonico, e questo è un fatto fondamentale perché la Chiesa mette mano a tutta una serie di leggi che erano, diciamo, consuetudinarie e le codifica. L'autore di questa operazione è quel famoso cardinal Gasparri, che poi diventerà appunto segretario di Stato e che è, diciamo, l'estensore, no, di tutta quella politica di avvicinamento tra la Santa Sede e il fascismo. Quindi non va diciamo, dimenticata la figura di Benedetto XV, anche perché, ma qui apro e chiudo la parentesi perché sennò diventerebbe complessa la questione e ci dedicheremo magari in un'altra puntata, personaggio che sui libri di storia viene un po' troppo ridotto a quella frase. È vero che dice inutile strage, però lo dice per tutta una serie di elementi diplomatici che non vanno assolutamente tenuti in secondo piano. Bisogna sempre ricordare che il Vaticano, la Santa Sede, ha una posizione, gli episcopati nazionali spesso ne hanno diversa. Sempre riguardo al discorso poi della firma del concordato a cui si arriverà, non va dimenticato, a proposito di Pacelli, che l'estensore proprio materiale del testo dei Patti Lateranensi sarà l'avvocato Pacelli, fratello del futuro pontefice, quindi anche questo è un elemento sicuramente da non dimenticare di questa famiglia importante della cosiddetta nobiltà nera della vecchia Roma papalina, che insomma mantiene un peso determinante, ecco. Però giustamente lei mi ha provocato sul discorso di Benedetto XV. Sì. Benedetto XV durante il conflitto tiene una posizione assolutamente neutrale. Certo. Diciamo, Pio XII nel secondo conflitto mondiale non ha una posizione così, quantomeno all'inizio, non ha una posizione così neutrale e parteggia chiaramente per l'Italia, quindi l'Italia fascista, e poi quando vedrà che le cose cambiano, cambierà a tiro anche lui, e la sua idea, per esempio, di Pacelli era quella di arrivare a una pace rapida e che ci fosse un accordo, per esempio, tra l'Inghilterra e la Germania, cosa che invece Churchill si oppone assolutamente. E quindi cambia rotta e avremo una guerra completamente diversa con un risultato che è quello che già conosciamo. Ma è importante la figura di Gasparri. Sì. Allora, io partirei appunto proprio... Che è parente dell'onorevole attuale Gasparri. Sì. Non mi risulta. Io non so delle parentele. È il marchigiano di origine, questo sì. Posso dire. No, proprio partendo da Gasparri vorrei aggiungere a questo racconto che stiamo facendo di Pio XI 3 date. La prima, che riguarda appunto il cardinale Gasparri, è il 19 gennaio del 1923, ovvero quando il cardinale Gasparri si incontra segretamente con Benito Mussolini. Mussolini, dopo la marcia su Roma dell'ottobre del 22, viene nominato capo del governo e ha questo incontro segreto perché appunto i due stati ancora non si riconoscono e Gasparri è appunto il rappresentante dello Stato e della Chiesa che va a incontrare Mussolini segretamente. Entrano in questo palazzo uno da una porta, uno dall'altra, e questa è la prima data che mettiamo in questa storia, cioè il 19 gennaio del 23. Poi ovviamente Gasparri è quello che sottoscrive insieme a Mussolini l'11 febbraio del 1929 i patti lateranensi. L'ultima data, questa storia, che sono 3 episodi che raccontano bene, prima un avvicinamento, la sottoscrizione di un patto, e poi il 10 febbraio del 1939, esattamente il giorno prima della celebrazione dei 10 anni, come è ricordato nel video, in cui probabilmente Pio XI
avrebbe tenuto un discorso nel quale criticava il fascismo, ed è il giorno in cui invece viene a mancare Pio XI. Queste sono 3 date che ben rappresentano prima un avvicinamento con il fascismo. Ricordiamoci che Pio XI è quello che dichiara anche che Mussolini è l'uomo della provvidenza, ma che poi segna anche un allontanamento e sempre comunque un rapporto conflittuale. Aggiungo solo altre 2 suggestioni. La prima, Pio XI e l'utilizzo della radio, quello che comincia il primo ad andare incontro a mezzi di comunicazione, e soprattutto il secondo, che addirittura in silenzio, perché non dirà nessuna parola, il giorno della sua elezione si affaccerà dalla loggia, a simboleggiare che c'era una volontà di non rimanere più chiusi, confinati nei confini del Vaticano, ma di andare incontro alla nazione italiana e capire cosa si poteva fare. Vogliamo approfondire un attimo la figura di Gasparri, perché Gasparri diciamo che è il Papa sotto traccia, prepara tutto, naturalmente il nostro Pio XI lo asseconda perché va nella direzione che lui ha bisogno di andare, però per esempio crea il grande personaggio che sarà il Papa successivo, che è appunto Pacelli, no? Il quale è, fra l'altro, prima si parlava, no, di questa riscoperta dell'istituto concordatario, che è un istituto antichissimo nella Chiesa, no? Ricordiamo il concordato di Worms, ad esempio, che aveva chiuso la lotta per le investiture, almeno parzialmente, nel Medioevo, e che viene ripreso, e che storicamente gli storici spesso si dividono, no? Che significato hanno i concordati? Dalla lista che abbiamo sentito nel filmato, spesso si tratta di stati non propriamente democratici, e allora c'è chi parla di un compromesso della Chiesa con questo tipo di regimi, c'è chi parla in effetti, e questa è un'altra chiave di lettura, di una sorta di copertura che la Chiesa dà ad alcune associazioni, e questo in effetti è quello che in parte succede in Italia, perché in tutto questo discorso, aggiungo quello che stava dicendo il collega Fusaro, c'è un convitato di pietra. Il convitato di pietra si chiama Partito Popolare Italiano, che nasce nel 1919 per l'iniziativa di Don Sturzo, e lì si nota chiaramente la differenza tra la posizione di Benedetto XV, neutralista nella guerra, con la visione diciamo internazionale che la Chiesa porta con sé, e invece la posizione dell'Episcopato italiano, che benedice le armi, ma non solo, dà la possibilità ai laici di partecipare per la prima volta alle attività anche di assistenza ai soldati, eccetera. Però Don Luigi Sturzo non è, e questa è un'espressione che pare attribuita proprio al Cardinal Gasparri, il giusto becchino per seppellire la questione romana. Ma forse ci vuole qualcos'altro, no? E no, che appunto Mussolini c'era un'altra situazione un po' complicata. Sia Pio X che successivamente anche il Pio XI erano assolutamente contrari che ci fosse una linea politica all'interno del papato, all'interno della religione cristiana. La politica era una cosa disdicevole e bastava solo la fede, bastava diciamo, il senso religioso per dare credito a quello che era invece la figura del Papa. Il Papa è sopra le parti, non può scendere come partito politico, e quindi questa era stata la visione di Pio X e poi presa anche dai successori. Quindi il Papa è al di fuori cioè il Papa non si confonde con l'imperatore. Anche perché Don Sturzo diceva che il PPI è un partito di cattolici e non cattolico, quindi c'è questa distinzione, dire sì, noi siamo legati alla dottrina sociale della Chiesa iniziata a fine dell'Ottocento, ma non siamo supini, e questo probabilmente, e chiudo su questo aspetto, poi magari lo riprenderemo. Secondo me invece la seconda fase, quella che porterà all'enciclica mancata, è dovuta anche al fatto che invece ci sono personaggi della diciamo nomenclatura di quello che è il PPI poi, prima e poi diventerà la DC, che invece in Vaticano cominciano ad avere un peso importante. Uno su tutti Alcide De Gasperi, che diventa bibliotecario della Santa Sede e che vive diciamo gli anni 30 sostanzialmente in questo esilio dorato, in cui può di fatto esercitare tutta una serie di manovre che poi porteranno insomma alla nascita della democrazia cristiana. Diciamo che la Chiesa alla fine della Seconda Guerra Mondiale si è trasformata,
quindi ha capito che non poteva continuare l'isolazionismo che aveva mantenuto prima, né poteva stare a super partes, doveva entrare nella discussione, e naturalmente usano due personaggi molto importanti, uno è De Gasperi, l'altro è Giulio Andreotti, ecco, che è il figlio di Pacelli, Pio XII, e quindi avrà una grande fortuna perché gli saranno aperte tutte le porte e avremo diciamo, uno dei più grandi politici dell'epoca. Ma torniamo al discorso di prima. La figura di Gasparri. Gasparri è l'uomo che mette in piedi il diritto canonico, che mette in piedi il concordato, perché era necessario un concordato, cosa che con altri paesi non era mai successo. La domanda la rivolgo a Del Panta: perché era necessario che il defunto Stato Pontificio aprisse un accordo con tutti gli altri Stati, va bene, dopo la caduta del regno, diciamo, papale? Sì, prima una battuta rispetto alla posizione di Pio XI sui partiti politici, perché da questo punto di vista la sua posizione è veramente ottocentesca e riflette quindi la posizione classica della Chiesa Cattolica, che tendeva a vedere qualsiasi elemento di divisione all'interno della comunità cattolica, all'interno della comunità cristiana, come un elemento assolutamente da evitare. Questo riguardava ovviamente l'avversione totale verso le idee social-comuniste, quindi verso un tentativo di dividere o di rappresentare la società come divisa in classi, ma anche rispetto all'idea che settori diversi della comunità potessero essere rappresentati da partiti diversi. Come poi lei giustamente ha detto, questa idea della Chiesa Cattolica giunge a conclusione con la fine della Seconda Guerra Mondiale, viene riconosciuta come un'idea non più al posto presente. Il concordato è un elemento determinante per la Chiesa Cattolica per uscire dall'isolamento. Un isolamento che era, da un punto di vista banalmente geografico, ovviamente uno Stato minuscolo circondato dallo Stato italiano, con il quale era un rapporto di stretta simbiosi da tutti i punti di vista, pur per circa 60 anni di assoluta lontananza dal punto di vista diplomatico. Questo è un accordo fondamentale perché viene riconosciuto il diritto allo Stato Vaticano di esistere, viene riconosciuta la possibilità di insegnamento cattolico nelle scuole elementari e medie, vi è una compensazione economica straordinaria per quanto riguarda lo Stato Vaticano, e questo costituisce un elemento importante che poi sarà anche forse un elemento problematico nei decenni successivi. Alcuni scandali che abbiamo visto anche negli ultimi anni derivano da questa immensa fortuna che era stata accumulata. E quindi è un elemento importante per lo Stato Vaticano per uscire dall'isolamento nel quale si trovava dopo la breccia di Porta Pia. Certo. Bene, allora facciamo un passo avanti e parliamo. Andiamo prima in pubblicità. Andiamo in pubblicità, sì, perché è doveroso e obbligatorio. E dopo, quando rientriamo, avremo modo di parlare dei patti lateranensi e di questo concordato, perché la Chiesa si inventa il concordato, chi lo scrive il concordato e poi chi sono i primi a firmare il concordato. A tra poco.